una rendicontazione circa il settennato fino al 2014 che come dire, ci orienta sull'utilizzo futuro dei fondi del prossimo 2014-2020. C'è una valutazione sostanzialmente positiva in quanto il Veneto non butta via i fondi, sono praticamente impegnati tutti al 100% e qualche volta anche in overbooking. Poi però l'esame di merito porta ad una, in alcuni casi, frettolosa destinazione dei fondi, proprio per evitare che andassero persi, e quindi l'aggravamento di una situazione già discutibile, che è quello del numero dei progetti, che sono numerosissimi. Per spendere 441 milioni del FESR siamo a 4.000 progetti, quindi la gran parte dei progetti sono piccoli progetti che non hanno valenza strategica. L'insegnamento per il futuro è che dobbiamo fare progetti strategici più corposi, più significativi, utilizzando i fondi in maniera integrata. Poi vi sono una serie di altri provvedimenti minori, che sono quelli relativi alle procedure di infrazione. Anche qui bisogna stare attenti, perché la normativa europea ci porta davanti alla Corte di Giustizia se non seguiamo le direttive, e ci irroga delle penalità che sono cospicue, che poi dovremmo pagare. Lo fa con lo Stato italiano, ma poi lo Stato italiano si rivale sulle regioni. Per fortuna non sono molte le infrazioni che ci riguardano, ma devono essere ridotte a zero. Poi vi sono elementi che riguardano la trasparenza, per esempio l'utilizzo dei dati delle banche dati regionali, che può mettere in circuito una mole di conoscenza che è assolutamente straordinaria. C'è una semplificazione per l'iscrizione delle imprese artigiane, vengono di fatto abolite le commissioni per l'artigianato provinciali, quindi questo per venire incontro a una semplificazione, come dicevo prima. E c'è l'introduzione dell'open data, questa apertura degli archivi e dei dati in possesso della Regione Veneto, come così di tutte le regioni d'Europa, per l'accessibilità ai cittadini. Questa dell'open data, sappiamo, è anche una politica a cui è data forte accelerazione il governo, e quindi anche al Veneto adesso spetta di mettere in trasparenza tutto ciò che possiede in termini di archivio e di documentazione e di accessibilità. Questo dal 2015, perché la legge andrà in consiglio prima della fine di quest'anno, e quindi diciamo l'operatività è prevista l'anno prossimo.